dal volo, questo qui è la prima rappresentazione, quella di sopra che vedete, quella di Verona, rappresenta proprio questo aspetto particolare che l'aerofuturismo prende. Il paracadutilismo viene rappresentato nel momento di un frame in cui sta per atterrare in terra, e poi naturalmente ci sono le rappresentazioni, quella delle tre isole, che era il mio legame con questo autore, che è la rappresentazione di Ustica vista dall'alto, dove viene rappresentata quei tre frame, perché nella carlinga i vetri degli aerei era naturalmente formato da diversi specchi e quindi si rifletteva su tre immagini. Ma l'aspetto forse più particolare, barra esoterico, se vogliamo anche definirlo, è sicuramente il passaggio della interpretazione della cravatta, il manifesto dell'anticravatta. Perché? Perché Renato, assieme a Sculto, visto che